Senta, parliamo in 20 secondi dei problemi di Portogruaro. Ce n'è uno molto grave, ne hanno parlato i giornali, in anteprima abbiamo dato noi la notizia, questo incendio che si è scatenato alla scuola 25 aprile. Oggi sono rimasto davvero esterrefatto quando ho letto le dichiarazioni del preside di questa scuola che ha saputo dell'incendio solo dai giornali. È possibile che debba accadere qualcosa del genere a Portogruaro? Brevemente. Ma anch'io sono rimasto esterrefatto di un incendio a scuola, cioè un incendio specie d'inverno strano che capiti per caso. Cioè con le basse temperature. Sicuramente sarà successo qualcosa e mi auguro che le indagini che sicuramente faranno gli organi competenti porterà alla luce di cosa è successo. Qualcosa sarà successo, o c'è un problema nell'impianto elettrico che non è andato per il verso giusto, oppure si fuma al chiuso dove non si può fumare. Qualcuno sicuramente avrà combinato qualcosa. Un incendio non parte all'improvviso, può partire in condizioni meteorologiche particolari. È incredibile che il massimo dirigente lo venga a sapere 24 ore dopo. E questo sicuramente c'è uno scollamento. Ringraziamo Lipani, linea allo studio centrale. Grazie a voi, buonasera.